Secondo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione per la diagnosi precoce del melanoma. Questa volta siamo stati a Portogruaro, dove è avvenuta la cerimonia di consegna di un videodermatoscopio. Vediamo il servizio. Abbiamo qui con noi il dottor Alessandro Favotto, che è il presidente del Rotary di Portogruaro, che è l'artefice della programmazione che eseguiamo oggi, cioè la presentazione e il regalo del videodermatoscopio. Cosa ci dici, Alessandro? Io sono felice di poter ospitare questa sera a Portogruaro questo incontro. Questo è il secondo incontro che facciamo, il primo è stato fatto a San Donà il 5 di novembre. Il fatto di aver unito questi club che hanno queste finalità diciamo per il territorio di service è una bella cosa, ed è una bella cosa il poter lavorare assieme tutti noi. Abbiamo qui il vice sindaco del comune di San Donà, che viene a significare cosa significa la presenza anche del comune di San Donà in questa iniziativa. Innanzitutto ringrazio l'associazione che mi ha dato l'opportunità oggi di portare il saluto della città di San Donà di Piave. È veramente una cosa molto interessante oggi questa iniziativa che la Rotary Club ha organizzato sia a San Donà che a Portogruaro, perché ritengo fondamentale e importante, perché oggi quei tempi che stiamo vivendo, quei tempi che abbiamo, è vero che guarire si può, ma è importante, per guarire si può bisogna avere anche un po' di cura di noi stessi, sia sull'alimentazione sia su tutto quanto. Che significato ha per te, Sacchi, essere qui in un'iniziativa così di prevenzione? È fondamentale, la mia esperienza ventennale di direttore del servizio di anatomia patologica, dal 1991 ad oggi abbiamo avuto un incremento delle diagnosi di melanoma direi ragionevolmente dal 200 al 300% e un aumento soprattutto nelle donne giovani e nei giovani. Prima si interviene e questo ha un'elevata incidenza sulla riduzione dei rischi di progressione di malattia. Grazie al sostegno della Fondazione di Veneto Banca siamo riusciti a portare avanti questo progetto e in modo particolare dobbiamo segnalare che in questo momento di crisi, diciamo, la Veneto Banca è stata molto generosa perché ci ha dato tutto. Ci ha potuto regalare tutto il videodermatoscopio che oggi regaliamo all'ospedale di Portogruaro. Sì, io voglio ringraziare innanzitutto il dottor Madeschi, tutta la rappresentanza e un po' tutti quanti oggi per aver permesso a Veneto Banca di conoscere questa iniziativa, questa nobilissima e importante iniziativa. Grazie ancora.